Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Venerdì scorso, nell'elegante ambiente dell'Osteria San Benedetto, è stata presentata la 14ª edizione della Festa del Prosciutto Veneto DOP. Abbiamo intervistato il presidente della Proloco, Mauro Fantini, sulle novità della lunga festa di quest'anno. Siamo al 14° anno. E quest'anno diciamo che ci sono molte novità. Intanto portiamo avanti tutte quante le manifestazioni che abbiamo fatto anche negli altri anni, tipo la caccia al tesoro durante le domeniche, le visite guidate alla città. Novità di quest'anno è il convegno che faremo il 14, dove presenteremo i 3 percorsi ciclabili dove ci portano a far conoscere i paesi limitrofi e quello che troviamo anche nel territorio, come il comune di Urbana, il comune di Poiana, il comune di Noventa e anche quello di Casale di Scodosia. Quest'anno riusciamo a coprire anche le serate che vanno dalla prima domenica, che è il 15, alla seconda, che è il 22. La Camera di Commercio ha creduto fin dall'inizio a questa possibilità di valorizzare un prodotto così particolare, così delicato e sopraffino, di nicchia, ma nello stesso tempo aperto alla possibilità di farsi apprezzare da tanti, come il prosciutto crudo dolce di OP, Veneto, Berico, Euganeo, ma insomma per tutti noi prosciutto crudo dolce di Montagnana. Al presidente del consorzio Prosciutto Veneto DOP, Antonio Visentin, abbiamo chiesto informazioni sulla situazione del settore e se la festa ha portato ad un incremento nella vendita dei prosciutti. Non dobbiamo dimenticare che veniamo fuori da un anno che abbiamo avuto un incremento di produzione pari al 38%, perché grazie a tutti i produttori che ci siamo impegnati e abbiamo lavorato fortemente per poter incrementare la produzione, una produzione che erano anni che era un po' stabile o comunque ferma. Grazie alle iniziative, voglia alla pubblicità e voglia alla grande forza di inerzia di tutti gli associati, abbiamo dato un colpo che sicuramente il prosciutto veneto dovrà essere conosciuto anche fuori dal nostro territorio e comunque nelle zone limitrofe. Avete girato parecchio l'anno scorso e anche quest'anno? Abbiamo lavorato fortemente, abbiamo girato, soprattutto abbiamo incrementato molto le vendite nella zona di Verona, perché Verona era una zona che il prosciutto veneto non era conosciutissimo ed apprezzando molto di più il prosciutto di Parma siamo riusciti a entrare in 2-3 catene di grossa distribuzione dove che oggi ci stanno consumando il nostro prodotto con grande soddisfazione. Ma è stato presentato anche un libro di vini della cantina Merlara DOC, abbinato alle ricette dei migliori ristoranti del territorio. È il primo libro che si occupa dell'abbinamento enogastronomico del territorio. Sentiamo il presidente del consorzio di tutela vini Merlara DOC, Luigino De Togni. Quest'anno i vini che andremo a bere o a consumare durante la festa del prosciutto saranno del consorzio, o meglio precisamente del gruppo Collis, che è un gruppo molto importante, credo che sia il secondo in Italia, produce 1.400.000 quintali di uva e spazia dalle varie tipologie. Però andremo a presentare, credo in primis, perché è proprio della produzione e l'abbiamo presentato in occasione del Vinitaly, le 3 nuove etichette della DOC Merlara, e tra cui stiamo puntando tantissimo su un marzemino frizzante, un po' dolce, credo che riscuoterà tantissimo successo in questa meravigliosa festa. Quali sono i vini nelle nostre zone? I vini in nostra zona sono quelli del Merlara DOC, sono il Merlot, il Marzemino, il Cabernet, la Malvasia, il Pinot Grigio, il Pinot Nero, il Refosco, il Raboso. Queste sono le tipologie DOC. Per quanto riguarda come consorzio tutela Merlara DOC, per quanto riguarda la DOC che abbiamo in più è la DOC del Prosecco. È stata anche la serata della presentazione del nuovo sito della Proloco di Montagnana, realizzato dal webmaster Ferruccio Dall'Aglio. È completo e contiene tutte le informazioni delle attività della Proloco e dell'ufficio Yacht sul turismo. La Proloco non poteva chiedere di meno.